Ben ritrovati, gentili signore e signori, al nostro consueto settimanale di approfondimento. Pianeta Oggi Report, ai microfoni in studio Massimo Bonella. Dunque, in apertura vi vorrei dare un comunicato stampa che poi lo riprenderemo anche al termine della nostra trasmissione. Dunque, in data 12 ottobre 2013 alle ore 10, dalle ore 10 alle 20, praticamente è una non stop, presso Castelbrando di Cison di Valmarino, siamo in provincia di Treviso, si terrà un convegno su tematiche legate al mondo dell'ufologia, con la partecipazione di Giorgio Bongiovanni, che lo conoscete tutti oramai, noto a livello mondiale per le sue stigmate che porta avanti, che porta nel suo corpo dal 1989, un personaggio mistico e ben documentato anche tra altre cose, e attualmente anche direttore di una importante testata giornalistica antimafia2000.com. Poi ci sarà Pier Giorgio Caria, reportagista, ricercatore, collaboratore anche con la nota trasmissione Voyager, e a seguire Antonio Urzi con filmati straordinari. Luca Bortali e Daniele Longo sono dei ricercatori indipendenti, e Patrizia Cinotti, naturopata. Dunque un convegno molto interessante, molto bello, l'ingresso è praticamente gratuito, non si paga nulla per entrare. Ricordo che si terrà in località Castelbrando di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, con inizio alle ore 10 fino alle ore 20. Ed ora veniamo al tema di oggi. Parleremo di un altro personaggio che lavora a favore della vita, per la difesa della vita del pianeta. Mi riferisco a Don Albino Bizzotto dei Beati Costruttori di Pace, noto a livello nazionale per tutte le sue iniziative molto importanti appunto per la salvaguardia della vita. E recentemente ha terminato uno sciopero della fame perché protestava contro le cementificazioni e le asfaltature anche che praticamente si stanno facendo in Italia, ma in modo particolare nel nord-nord-est d'Italia. Il sottoscritto lo ha raggiunto a Venezia in occasione di un convegno all'aperto. Seguirà poi anche una intervista al professor Michele Boato, noto ambientalista, e poi anche daremo la parola ai comitati con Fabrizio Zabeo di un importante comitato degli allagati dell'Interveneziano. Io direi a questo punto di far partire subito tutti i nostri servizi, quindi Don Albino Bizzotto, professor Michele Boato e quindi Fabrizio Zabeo. Poi noi ci ritroviamo al termine. Bisogna aprire gli occhi e bisogna reagire. Quando Albino ha detto c'è sempre un sì, sulla Valsugana hanno fatto persino un progetto alternativo rispetto allo scasso. Noi con l'Eco Istituto rispetto all'alta velocità da Verona a Padova abbiamo fatto un progetto alternativo ed è stato fatto proprio da 20 comuni e hanno impedito di scassare Colli Iberici e Colli Euganei perché andavano dritti con l'alta velocità. Invece così, se la faranno, dovranno andare in quadruplicamento della linea attuale, quello che abbiamo fatto grazie a Carlo Giacomini e ad altri urbanisti che hanno lavorato gratis et amore Dei per l'ambiente. È un onore per noi incontrare Don Albino Bizzotto dei Beati Costruttori di Pace. Innanzitutto, come sta? Lasciamo perdere gli onori qua, stiamo lavorando tutti perché il problema riguarda tutti quanti, quindi mi dispiacerebbe che ognuno non senta quanto è importante invece la sua partecipazione e il suo contributo, così come lo facciamo ciascuno. Ecco, dico un onore perché so che lei lavora a favore della vita, per la difesa della vita del pianeta, quindi per noi è un onore averla ai nostri microfoni davanti alle nostre telecamere, e anzi abbiamo tutta la nostra stima per il lavoro che sta facendo. So che è reduce da uno sciopero della fame, da un grande digiuno supportato poi anche da altre persone. Ecco, cosa le ha fatto scattare questa decisione? Ma un senso di impotenza di fronte a un problema più grande di me, più grande anche degli altri, ma nello stesso tempo il desiderio di trovare una solidarietà grande e forte, perché il digiuno rende più deboli
e tu mandi un messaggio a partire dalla tua debolezza, anche se sei molto motivato, e esprimi anche un grande disagio, perché il digiuno tocca il necessario. La terra è in un grandissimo disagio, ma proprio non ce la fa più, ed è la nostra madre da un punto di vista della vita, perché fornisce gli elementi della vita a tutti gli esseri esistenti. Allora, colpire la terra e lasciarla in queste condizioni vuol dire non avere nessuna compassione né dell'umanità, né delle piante, né degli animali, e credere che il mondo vada avanti in una situazione di emergenza che non è più possibile. L'altro elemento che mi fa riflettere molto è questo. Noi siamo stati abituati a fondare la nostra sicurezza e il nostro benessere sui soldi, ma non siamo fatti per avere soldi, siamo fatti per vivere insieme, e il vivere insieme è come dire, trovare gli elementi che ci fanno andare avanti con il necessario, e per il resto è il volersi bene che costituisce la realtà più straordinaria del mondo. E invece no, abbiamo rovesciato tutto su questo. Pare che fare soldi sia il mestiere più grande, più nobile che ci sia. Pare che mantenere i privilegi dei ricchi e fare gli interessi dei più ricchi sia il lavoro più politico che è in questo momento, distruggendo ambiente, distruggendo la possibilità di aiuto ai più poveri, e distruggendo anche il futuro delle generazioni, che si troveranno un deficit non voluto che noi abbiamo dato a loro, imposto loro, ma non per la comunità, non per il bene comune, per salvare gli interessi di 4 ricchi. Ma non sarà mica lecito. Siamo creati non per diventare ricchi o per fare ricchi gli altri, siamo creati per vivere insieme. Ecco, lei ha parlato di distruzione planetaria praticamente, però andiamo a vedere anche nell'ambito, diciamo, più ristretto, dell'ambito regionale, interregionale. Qui siamo nel nord-est, siamo a 2 passi da Venezia. Lei ha parlato di una colata di cemento su tutto il nord-est e di asfalto con le nuove opere che vogliono fare. Ma sì, tutte le grandi opere, sia pubbliche che private, che poi sono tutte private, ma tutte le grandi opere in questo momento sono lì, tutte pronte, nel senso che sono già approvati 35 progetti di strade e autostrade, 7 progetti per i plessi ospedalieri, 3 progetti marittimi, poi Veneto City, Tessera City, Motor City, altri, Città della Moda. Insomma, abbiamo tutta una serie di cementificazioni che vanno avanti, quando abbiamo detto che bisogna smettere, perché in 20 anni abbiamo consumato 38 ettari al giorno di terreno coltivabile. Ecco, l'ultima cosa, lei ha parlato anche di comitati, li ha definiti come sentinelle. Io li ho definiti sentinelle parafulmini per la popolazione, sentinelle in quanto sono quelli che portano una conoscenza, una competenza e anche una passione con l'offerta di alternative per risolvere i problemi esistenti, perché conflitti ce ne sono e ce ne saranno sempre. E l'altro elemento è perché grazie ai comitati possiamo denunciare gli interessi privati e molte volte le illegalità, la corruzione e poi anche il conflitto di interessi, perché uno che fa il commissario è responsabile della valutazione di impatto ambientale, responsabile del progetto e nello stesso tempo è il controllore del progetto, ma non sarà mica, no, non so come dirlo. Viene da ridere, e a tale proposito, ecco, io intanto la ringrazio, Don Albino, però non scappi via che dopo riparleremo tra noi. Ecco, vorrei proprio coinvolgere qui il professor Michele Boato, che lo abbiamo qui alla nostra destra del teleschermo, ora inquadrato. Dunque ci sono delle responsabilità ben precise a livello di istituzioni, a livello di politica, sempre questa solita politica che sta poi alla fin fine distruggendo tutto. Il Veneto non ha un piano regionale dei trasporti e su questa mancanza c'è la libertà assoluta da parte della Giunta regionale e poi del Consiglio, ma soprattutto della Giunta, di praticamente tappezzare tutto il Veneto di strisce verticali e orizzontali. Pensate che ci sono 4 progetti di autostrade che vanno da est a ovest, 4. Oltre a quella che c'è già, quella di Padova-Venezia, ce ne sono una sopra Pedemontana e 2 sotto.
Oltre a quella alla 4, diciamo. Sì, oltre alla 4. E poi ce ne sono altre 4 verticali, nord-sud, dal Brennero e poi la Valsugana e poi adesso la Pirubì che vorrebbero continuare e hanno già continuato, cioè la Valdastico Sud che hanno già continuato e poi la triplicazione della Venezia-Treviso. Insomma è una moltiplicazione di strade che non hanno una richiesta vera. Dietro c'è una volontà delle società autostrade, delle società cementificatrici che fanno poi l'asfalto eccetera, ma anche degli studi di progettazione che sono poi legati sempre a dei politici, talvolta addirittura familiarmente e così via, di moltiplicare opere quasi sempre ormai dannose, non inutili, dannose. Facciamo l'esempio del passante, il passante che hanno fatto nella peggior maniera possibile perché l'hanno fatto distruggendo per esempio il fiume Dese, ci sono montati sopra, fanno dei caselli enormi, perché? Perché non hanno nemmeno voluto farlo aperto, cioè a barriera, in maniera tale che si possa avere una continuazione di strade e passante per cui la gente lo usi per 10 km e poi ci torni fuori, ma per entrarci e per uscirci ci vogliono questi enormi svincoli. Poi le bretelle che sono un altro passante e poi le tangenziali. Sapete che a Vicenza hanno fatto una tangenziale sud, a Verona una tangenziale sud, adesso le vogliono collegare tra di loro. Questo vuol dire un altro canale autostradale, in questo caso non sarà autostradale, ma che fa il disastro. Piuttosto che adottare politiche diverse, anche perché poi ci montano tutti i camion, i tir e sappiamo poi l'inquinamento che portano, il pericolo perché sappiamo che corrono. Ecco, io dico questo, valutare un attimino quelle che erano le autostrade del mare o potenziare la ferrovia come trasporto su merci. Noi abbiamo chiesto una moratoria. Faremo questa manifestazione a Venezia probabilmente l'8 ottobre. O il 9, non lo so, comunque vedremo, per incontrare la Giunta e il Consiglio per chiedere, fermiamoci un attimo, Zaia continua a dire mai più un ettaro di agricoltura rubato e cementificato. Ebbene, se queste parole fossero vere, ci vorrebbe una riflessione profondissima e dire, beh allora, e allora? Questa strada che stiamo facendo e che è inutile, perché la dobbiamo continuare a fare? Ecco, questo noi chiediamo adesso alla politica. Non andare via neanche tu, Michele, che sento un attimo, qui abbiamo il rappresentante di un comitato che devo dire anche molto impegnato nei lavori e nell'attenzione agli allagamenti, perché poi le cementificazioni sappiamo che portano gli allagamenti. Qui con noi c'è Fabrizio Zabeo che lo vedete inquadrato in questo istante. Dunque abbiamo parlato anche di comitati con Don Albino Bizzotto. Una tua considerazione così sintetica? Un ringraziamento veramente perché Don Albino ha portato valore aggiunto a tutti noi dei comitati. Io in questo momento mi sento di rappresentare anche gli altri 47 comitati che siamo qui in zona e Don Albino ha ben raccontato lo spirito dei nostri comitati e lo spirito viene dal profondo del nostro cuore, cioè il tempo che noi diamo comunque lo diamo e quello che vogliamo dire è questo, nel senso che noi vogliamo, quello che facciamo lo facciamo appunto per i figli e per i nipoti, nel senso che l'ambiente che noi abbiamo già pregiudicato e Albino questo ha indicato, va bene, e per questo voglio ancora ringraziare Albino perché oltre a dare valore aggiunto a tutti noi comitati ha dato con parole semplici cosa noi in realtà siamo, cosa vogliamo. Noi dal cuore profondo tutti diciamo che vogliamo un ritorno, va bene, a quello che è la natura non ce la fa più, è questo che abbiamo visto noi allagati e tutti gli altri comitati, va bene, di altri tipi per gli alberi, per l'ambiente, per l'aria, per la non cementificazione, è questo lo scopo. Dico grazie Don Albino per averci dato quello che noi volevamo, cioè un valore aggiunto a questa nostra, non voglio neanche più chiamarla lotta, non è mai stata una lotta la nostra non era una lotta, la nostra era un dialogo, vogliamo il dialogo con le istituzioni, con chi in realtà alle volte sfugge o non accetta, ecco. Noi vogliamo dialogo, noi vogliamo parlare, vogliamo vedere, vogliamo ragionare. Grazie. Allora, in conclusione, ecco, torniamo dal professor Michele Boato. Cosa dire alla gente come finale? Aprite gli occhi, aprite le orecchie e reagite.
se vedete che sta per venire avanti un progetto sbagliato, non state a dire sono i soliti, non si può fare nulla. Reagite, costruite assemblee, costruite iniziative, chiamate soprattutto i vostri rappresentanti a rapporto. Vogliamo sapere da voi perché è tutto del progetto, vogliamo sapere perché alla fine magari potremo anche essere d'accordo o se non siamo d'accordo anche voi dovete dirci come mai si fa questa cosa. Piuttosto che andare al mare o in montagna e impegnarsi su questo, magari qualche domenica dedicarla a questo. Sì, ma guarda, si può andare al mare lo stesso, col referendum del nucleare siamo andati al mare lo stesso, ma prima siamo andati a votare e poi siamo andati al mare. Sì, è stata una bella cosa questa qui, una bella reazione da parte dei cittadini, ricordo anche Sottomarina, Chioggia Sottomarina è stata veramente data una risposta molto forte su questo. Grazie a Michele Boato e anche Don Albino Bizzotto. Allora, così in conclusione, cosa poter dire alle persone che ci stanno ascoltando e vedendo? Ma io dall'esperienza del digiuno ho imparato da una parte a sentirmi dentro un mondo che è in difficoltà e quindi che ha bisogno di una grande attenzione, dall'altra parte mi sono sentito anche come dire, molto motivato. C'è una purificazione, una debolezza, una purificazione, ma c'è anche una grande motivazione e io credo che se ci guardiamo dentro oltre che fuori possiamo fare delle cose straordinarie. Oggi abbiamo bisogno non di sporadiche partecipazioni, ma abbiamo bisogno di questa assunzione diretta di responsabilità e di impegno poi costante insieme a tutti gli altri. Riprendiamo in studio, ringrazio Don Albino Bizzotto, il professor Michele Boato, Fabrizio Zabeo, queste persone che veramente stanno lavorando per la difesa della vita del nostro territorio, per la difesa della vita del pianeta. Prima di chiudere vi vorrei anche ricordare una data molto importante per quanto riguarda un convegno. Infatti il 12 ottobre 2013 dalle ore 10 alle ore 20, si tratta di una non stop, presso la località di Castelbrando di Cison di Valmarino, siamo in provincia di Treviso in Veneto, si terrà un importante convegno su tematiche legate al mondo dell'ufologia con la partecipazione di Giorgio Bongiovanni, stigmatizzato a Fatima e attualmente direttore della importante testata giornalistica online antimafia2000.com. Poi a seguire ci sarà Pier Giorgio Caria, reportagista, ricercatore, collaboratore della importante trasmissione Voyager del secondo canale della RAI, poi Antonio Urzi con immagini straordinarie, Luca Bortali e Daniele Longo, ricercatori indipendenti, e anche Patrizia Cinotti, Naturopta. Quindi è un convegno dove si parla di ufologia, ma non solo, insomma un appuntamento davvero da non perdere, l'ingresso è gratuito. Detto questo, io mi congedo da voi, ringrazio tutti che ci avete seguito sia dalla testata giornalistica All News Pianeta Oggi TV.net e altresì coloro che ci seguono dalle radio in FM stereo e le televisioni in digitale terrestre che appunto gratuitamente mettono in onda questo nostro settimanale. Ci vediamo presto, tra una settimana. Arrivederci.